Uno dei ricordi che ho è io che gioco a pallone sotto il palazzo dove abitavo e mia madre che mi chiama perché dovevo andare a fare l'iniezione. Dovevo andare in colonia come tutte le ragazzine normali, insomma. Bisognava andare in alta montagna dove comunque a certi livelli non si poteva salire per l'ossigenazione del sangue e comunque lì mi insospettii, controllai le cartelle cliniche che poi le mie dottoresse firmavano per poter andare in vacanza e scoprì così che effettivamente avevo la talassemia e avevo 12 anni. Questa malattia ha completamente cambiato la sua prognosi. In passato era considerata una malattia a prognosi infausta, adesso è considerata una malattia a prognosi aperta. Ho sempre pensato di essere una persona molto fortunata, nonostante io sia nato con la talassemia, perché mi sono reso conto quasi da subito che non ero solo. Sono cresciuti in età, sono cresciuti anche culturalmente, molti si sono laureati, hanno diplomi, hanno attività lavorative. Definire che cos'è una vita normale penso non sia così semplice, perché la normalità poi è quello che noi cerchiamo. Svegliarsi ogni mattina con la paura di andare a fare la trasfusione e vedere che Tizio e Caio non c'erano più era pesante. Quella che era l'ipotesi iniziale del vivere questa patologia come nella normalità più assoluta si sta proprio concretizzando anche forse nella sua guarigione, nelle possibilità della sua guarigione definitiva. Le parole di professor Cao ai miei genitori sono state: voi state attenti, potrà cambiare completamente tutto. E io questo, e i miei genitori questo hanno voluto, e io sono ancora consapevole che questo possa succedere. Cioè il progetto guarigione è una cosa a cui io credo. Connubio tra assistenza e ricerca, cioè hanno sempre ritenuto che si desse la migliore assistenza in quei luoghi dove si faceva una buona ricerca scientifica. C'è stata necessariamente e fortunatamente una svolta appunto scientifica, quella dei farmaci ferrochelanti, perché hanno permesso comunque a noi pazienti di vivere la vita ancora più serenamente. Io ero così tanto abituata ad avere questa pompetta con cui ci si infondeva che quando non l'ho più avuta la cercavo. La diagnosi prenatale ha consentito di dire alle coppie che erano a rischio di generare un bambino affetto: hai una possibilità in più. Sono consapevoli, però il momento della prima trasfusione è come la presa d'atto che la talassemia davvero c'è. La prima diagnosi prenatale fu eseguita in maniera pionieristica nel 1977 a San Francisco e a Cagliari. Anche se a volte ci strigliava, però ovviamente si capiva che lo faceva sempre a fin di bene, quindi veramente lascia un vuoto enorme. Ma la cosa più bella che vorrei è poter guarire i pazienti con talassemia. E direi che forse, non so quando, però vi sono delle prospettive serie, non vicinissime, ma dove anche noi stiamo lavorando. Credo che è un traguardo che l'uomo potrà raggiungere prima o poi, e quella è la cosa più bella, per me sarà la cosa più bella, perché ho contribuito in qualche modo e ho dedicato parte della mia vita con i miei a questo lavoro.